Hanno atteso che l'ultimo cliente uscisse dalla filiale del Monte Paschi di Siena in via Grissi, in pieno centro a Mogliano, quindi sono entrati in azione. Travisati con passamontagna e maschere di carnevale in lattice, hanno fatto irruzione nell'istituto di credito dal locale Caldaie, dove si erano introdotti attraverso un foro del muro del condominio confinante. Erano armati? Avevano probabilmente un taglierino e alcuni bastoni, così come descritto dai dipendenti. Hanno preso degli ostaggi? No, non hanno preso gli ostaggi, hanno immobilizzato tutti i presenti con un meccanismo rudimentale, con delle fascette, dopodiché sono fuggiti. Immobilizzati impiegati e direttori, il comando ha svuotato le casse, poi ha tentato il colpo grosso dirigendosi verso il caveau e le cassette di sicurezza, un bottino che poteva fruttare centinaia di migliaia di euro. All'improvviso però è scattato l'allarme, quindi la fuga. Il comando ha abbandonato l'istituto di credito, fuggendo forse con l'aiuto di qualche complice. Quando sono arrivati i carabinieri, di loro nessuna traccia. A lungo i militari hanno pattugliato la zona, ma i controlli e i posti di blocco non hanno dato l'esito sperato. Quella di oggi pomeriggio è la seconda rapina messa a segno nella Marca negli ultimi 4 giorni. Venerdì scorso ad essere assaltata era stata la cassa rurale e artigiana di Badoere. Qui i malviventi erano fuggiti con 90.000 euro, un colpo che presenta delle analogie con quello di Mogliano, ed è anche su questa pista che i militari dell'Arma stanno conducendo le indagini.